Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, ancora Shogun 2. Andiamo. Vittoria eroica, raga. Allora, Comenda Veneziano vs The Honse Future. Bene, ragazzi, io ho fatto questa partita 2 giorni fa e non mi ricordo un cazzo, quindi vado proprio a caso e chi se ne frega. Commentiamola alla cazzo. Comunque, ragazzi, il torneo è cominciato, come sempre il link del nuovo forum del Comendone sotto il video nella descrizione, con il link anche del torneo di Shogun. Adesso il primo è già cominciato, però ne faccio praticamente uno alla settimana, quindi ragazzi facciamo un sacco di tornei, cazzeggiamo e divertiamoci. Vai, adesso andiamo. Raga, ecco il mio esercito, ragazzi, non mi potete spiare perché nel torneo l'esercito non sarà questo, scusate ragazzi, un momento di pazzia comendiana. Allora, 3 samurai con Yari, lisci, 4 katane leggendarie upate al massimo, non mi pare proprio al massimo, comunque 19 in attacco, quindi comunque non scarse. Il generale di livello 5 oro e 3 cavallerie con Yari. Ecco l'esercito del mio avversario. Allora, ben 6 cavallerie leggere, che sinceramente non metterei mai 6 cavallerie leggere. Poi 7 katane, 7 samurai con katana, 2 ausiliari con naginata, un ausiliare con spada e il generale di livello 7 Argentus. Ecco ragazzi, primo duello qua, c'è un ausiliare con spada qua che non fa un cazzo, allora io con le mie cavallerie con Yari ne approfitto. Cioè, Maribor sarà una mossa sbagliata, una mossa così, però io insomma l'ho visto da sotto, cazzo mi butto, solo lui arriva col generale, però intanto ecco il suo ausiliare è andato a puttane. Adesso qua lui prova ad attaccarmi con tutte le sue cavallerie con il generale, però io cerco di scappare perché so che comunque 2 cavallerie con Yari, insomma col suo generale più 6 cavallerie, insomma non è il massimo della vita, anzi no, 1, 2... 5 cavallerie più il generale, cioè avevo perso sicuro, quindi cerco di scappare. Eccomi, guarda che bello. Sembra un canale veneziano questo, guarda che bello. Ragazzi, inizia la battaglia. Allora, nel lato destro, allora, 3 cavallerie leggere contro un Yari, ma adesso arriva anche un samurai con Yari, quindi insomma non male. Adesso qua cosa faccio? Con le 2 cavallerie cerco di colpire le sue retrovie. E intanto che qua inizia il corpo a corpo tra le mie katane e le sue, sì, come katane non c'è storia, insomma, infatti, ecco, 2 katane vanno in fuoco dopo un nanosecondo, che poi sono anche stanche, perché comunque lui ha fatto tutta sta montagnetta, cosa, è arrivato subito da me senza riposarsi, cioè, guarda, tutto in fuga ormai, guarda, in un secondo, cioè, umiliato, ma non capisco il perché, poteva riposarsi un attimo, invece ha dovuto subito attaccare con i piedi rossi, praticamente, cioè, non capirò mai sta roba. Qua lascia le cavallerie così qua a prendere un tè caldo insieme a qualche geisha zoccola. Benissimo. Qua arrivano le altre 2 cavallerie leggere che vabbè ormai insomma la partita è già ben che andata. Cioè, alla fine le mie katane sono arrivate, il tempo di arrivare dalle 2 colpi è già andati. Tutte le sue katane fuori dalle balle. Io non me l'aspettavo sinceramente di vincere in maniera così facile, per carità le mie katane so che sono belle cazzute, però uno di livello 7 argento si deve un attimo rifare, cazzo, invece niente. Qua c'era anche un'altra cavalleria qua a riposo, probabilmente questa era forse a pascolare, oppure insomma stava masturbando da sola, non lo so, perché cioè, che cazzo lascia una cavalleria là? Cazzo, già sono cavallerie leggere, che cazzo le lasci là a pascolare? Vabbè, insomma, niente. Comunque vittoria eroica, sì, in altra battaglia, insomma, lo riconoscono, sono battaglie epiche, però insomma mi va di caricare un po' di Shogun, poi col fatto che c'è il torneo, sono proprio gasato l'idea di Shogun, quindi anche se sono partite un po' così, portate pazienza, insomma, il Comendone promette partite d'alto livello, poi vabbè quando uscirà un Total War 2, ciao, là sì che si gode a sbrega. Ragazzi, alla prossima, ciao!